Buongiorno da Marina Luzzi e buongiorno da Piero Caffio. Adesso parliamo di una bella iniziativa, ovvero un protocollo d'intesa firmato tra Teleperformance Italia e Alzaia Onlus, associazione che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. I contenuti di questo protocollo, importanti davvero, ci fa molto piacere raccontarli, li commentiamo e li scopriamo con Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione interna di Teleperformance Italia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, bentrovati e buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Dicevamo, quando si parla di violenza sulle donne, e a Taranto, secondo i dati di Alzaia, tra il 2022 e il 2023 sono oltre 310 le donne vittime di violenza maschile che si sono rivolte all'associazione. Ricordiamo che già è un bel passo, rivolgersi all'associazione, ma spesso molte donne temono e non lo fanno. Quando si parla di questo argomento, il primo aspetto che emerge è che spesso le donne non denunciano, non vanno via di casa perché non hanno una sicurezza economica, non hanno il loro conto corrente bancario, non hanno un lavoro che permetta loro di pensare ad una vita diversa, lontana dalla violenza. In questo senso si inserisce questo protocollo d'intesa, Alessandro. Sì, è un protocollo d'intesa che intanto si inserisce all'interno di un percorso più ampio che ha intrapreso Teleperformance Italia da anni nell'ambito della lotta alla violenza contro le donne. E con Alzaia abbiamo fatto tante attività nel passato. Credo che questo sia un passo importante, che non è il punto di arrivo. Alzaia ci segnalerà delle donne che hanno subito violenza e noi garantiremo innanzitutto un periodo di inserimento nella nostra realtà lavorativa di almeno 6 mesi, ma chiaramente con tutte le logiche che poi ci porteranno ad estendere questo rapporto lavorativo. E perché lo abbiamo fatto? Perché, ripeto, è all'interno di un percorso più ampio, perché i dati che dicevate credo che non siano nemmeno attuali, penso che siano peggiorati a Taranto e non solo, perché abbiamo una utenza lavorativa che è al 70% femminile e che quindi è molto più attenta a queste tematiche. Noi nel post-Covid abbiamo avviato uno sportello di supporto psicologico al nostro personale e in quelle foto ampie che ci sono state fornite il campanello d'allarme c'è e allora diamo un piccolo contributo. È un piccolo contributo che però in realtà è un grande contributo, perché se ogni impresa pensasse al suo interno di fare una cosa del genere, probabilmente risolveremmo un problema che c'è ed è evidente, riguarda ovviamente tutta la nazione e non soltanto Taranto. Come è stata accolta questa idea da parte delle vostre dipendenti? Perché voi siete molto attenti a questo. Molto bene, è stata accolta. Noi periodicamente facciamo delle campagne di sensibilizzazione, abbiamo tutti i riflettori e tutti i canali di ascolto sintonizzati su questo tema. Ripeto, il protocollo è un passo importante che però è preceduto da altri passi importanti e che sarà seguito a breve da altri passi importanti. Concordo su quello che dicevi, l'ambizione è quella di fare il primo passo e di fare in modo che altri possano seguirci. Lo facciamo in questo campo, lo facciamo in altri aspetti legati al sociale. Non si ha la bacchetta magica per poter risolvere i problemi, si può però dare un piccolo contributo da azienda responsabile che siamo e con i fatti che ormai costantemente mettiamo a terra sia a Taranto sia a Fiumicino, che è il territorio che ospita la nostra altra sede. Alessandro, si è stilato il protocollo, si è firmato, quando si entrerà nell'aspetto operativo? Il protocollo diciamo che è già iniziato nell'aspetto operativo. Ok, perfetto. Una notizia. Stiamo valutando e verificando un inserimento. Nelle prossime ore avrò un incontro con Valentina Di Gesso, che è la presidente di Associazione Alzaia Onlus, un'altra di quelle persone speciali che arricchiscono il nostro territorio e valuteremo e verificheremo l'opportunità di poter inserire davvero quanto prima
una giovane donna, dandole la possibilità di ripartire verso una strada diversa e sicuramente più serena. Grazie per essere stato con noi ad Alessandro Ladiana. Buona giornata Alessandro, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a voi. A presto.